Un'anima del purgatorio appare a Madre Provvidenza. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Madre Provvidenza, che è stata una religiosa vissuta nel secolo scorso e morta agli inizi degli anni 2000. È vissuta in provincia di Bergamo. Intorno a questa figura meravigliosa si può veramente notare un grande alone veramente di santità. Nel corso della sua vita, ecco, furono molte le persone illuminate dal suo esempio che, in qualche modo ehm, vissero la fede cattolica con maggior fervore e insomma, e quelle che erano lontane si convertirono. Questa Madre Provvidenza, che è morta in concetto di santità, aveva anche l'abitudine di, parlare con le anime del purgatorio, di riceverne la visita, perché non è che era lei che le invocava, si badi bene. Erano queste anime del purgatorio che si presentavano a lei spontaneamente. Di questi episodi ce ne parla la stessa Madre Provvidenza, in un suo racconto in cui dice: "Una notte mi sentii svegliare con un tocco sulla mano destra. Chiesi chi fosse, così mi venne risposto: sono un'anima del purgatorio che tu conosci e che ha bisogno di suffragi. Quando mi disse il nome, mi ricordai che la conobbi davvero. Era una donna venuta da me anni or sono a chiedere consigli. Vi confesso che ero sveglia e non dormivo. Le chiesi allora: per quali peccati sei andata in purgatorio e da quanti anni ti trovi lì? Sono 5 anni. Sono morta come oggi. Mi trovo in purgatorio per i peccati commessi con la lingua. Chiacchieravo sempre tanto e inutilmente. Talvolta trascuravo anche le preghiere del mattino e della sera e poi giudicavo il prossimo malamente invece di giudicare me stessa. Ma che pene provi in purgatorio? Eh, sono 5 anni che muoio di sete. La mia lingua brucia continuamente, come fosse fatta di fuoco. Non ho più lacrime per piangere. Ho ottenuto dal Signore, per la devozione che ho sempre avuto verso il Sacro Cuore, la grazia di venire a parlarti. Credo che una tua preghiera per me sarà da Lui accettata, perché dovrei stare in purgatorio ancora quasi 10 anni per altri peccati veniali che ho commesso. Mi disse inoltre che pregare per le anime abbandonate significa ottenere grazie da Dio, perché loro recitano preghiere per chi cerca di suffragarle e di liberarle dai loro tormenti. La assicurai che avrei pregato per lei. Soggiunse che si chiamava Antonietta e che nel suo girone c'erano tante anime abbandonate, senza parenti e amici che pregassero per loro. Dico la verità, io cominciai a tremare, soprattutto perché non la vedevo. Lei infatti mi disse: non ho il permesso di farti vedere il mio volto. Mi sono decisa di scrivere quanto sopra per ricordare che invece di trascorrere giorni nell'ozio e nei divertimenti, vi ricordiate di chi tanto soffre nell'aldilà, proprio dove ci sarà un posto anche per noi, perché se qualche mancanza l'hanno fatta anche i santi, tanto più noi. Ah, l'eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.